Ripristino del senso unico di marcia in via Vittorio Emanuele a Favara. L'apertura al traffico di via San Rocco, chiusa lo scorso 12 ottobre per problemi di pubblica sicurezza, quindi consente 11 mesi dopo il ritorno alle condizioni normali di circolazione stradale. Divieto di transito quindi per i mezzi provenienti da via Francesco Crispi che intendono proseguire in direzione via Bersagliere Urso. Prossimamente nuove regole anche in via Agrigento e via Crispi con l'istituzione del senso unico di marcia. Iniziamo a riprendere la viabilità ordinaria, quella che era già programmata. Abbiamo avuto via Bersagliere Urso aperta, via San Rocco aperta e quindi riprendiamo con via Vittorio Emanuele di nuovo a scendere in maniera tale che il traffico veicolare incomincia ad avere una fruibilità migliore. Adesso riapriamo al senso unico la via Vittorio Emanuele con l'obiettivo di continuare il senso unico fino alla rotatoria dell'Itria e conseguentemente riportare al senso unico anche la via Agrigento a partire dall'incrocio con la via Capitano Callea. Questo permetterà una migliore fruizione delle vie cittadine, consentirà un maggior numero di posteggi per le attività commerciali e sicuramente favorirà la scorrevolezza del traffico veicolare.